Allora, buongiorno a tutti, buonasera ormai perché abbiamo passato le 5. Sono sempre molto contento di vedervi numerosi, a dire la verità, sempre di più di settimana in settimana, segno che il nostro appuntamento piace, diciamo, e ne siamo tanto contenti di questo. Come dicevo, è già da parecchio che abbiamo iniziato questa attività di formazione a distanza, ci vede un po' tutti dai salotti delle nostre case, quindi un po' la cosa bella che stiamo vedendo anche quelli che sono i nostri luoghi di comfort. Anche qua parliamo di una tematica che sarebbe da approfondire, ma state un po' entrando in quelle che sono le nostre case, le case dei nostri relatori, quindi ha un che di piacevole anche questo. Dicevo diverse settimane perché ormai da fine gennaio, lo ripeto un po' di volte, ma si stanno aggiungendo persone nuove di settimana in settimana, quindi è giusto raccontare un pochino quello che è il nostro progetto. Da diverse settimane ormai, quindi da fine gennaio, siamo partiti con questo ciclo di iniziative che occupa ormai stabilmente martedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana. Quindi martedì e mercoledì parliamo di riqualificare NZEB, la giornata del martedì dedicata alle tecnologie, come vedremo anche oggi, e il mercoledì con i casi studio, e il giovedì a tutto il mondo che riguarda l'architettura in legno. Sono altri poi gli appuntamenti che si stanno aggiungendo la mattina piuttosto che in altre giornate. Abbiamo in serbo, ve lo dico già, altre attività ed altre opportunità per le prossime settimane e per i giorni a venire. Quindi rimanete sintonizzati, diciamo, su quelle che sono le nostre comunicazioni, le nostre informazioni, perché vi terremo aggiornati. Peraltro Angela Leva, che vedrete qui accanto a me, appunto sarà in uno di questi prossimi cicli e prossimi appuntamenti che magari vi svelerò a partire dalla prossima settimana, dalla settimana dopo Pasqua, diciamo così. Torniamo però un po' all'argomento di oggi. Noi qualche settimana fa avevamo già avuto come ospite un'azienda che aveva parlato di climatizzazione e ci eravamo concentrati su una tipologia di edificio che non è l'ambito residenziale fondamentalmente. Noi qua con il tema di riqualificare NZEB, con i casi studio che vengono presentati molto spesso sono edifici residenziali, se non altro perché è una tipologia su cui molti di voi si trovano a lavorare più frequentemente. Però ci sono tutto un mondo di soluzioni, di attività che riguardano altri edifici, come può essere il terziario, come avevamo già affrontato qualche settimana fa, peraltro con successo, perché è tutta un'argomentazione che chiaramente ha necessità di conoscenze molto particolari di quelli che possono essere degli accorgimenti e delle tecnologie che si possono utilizzare. Torniamo quindi all'ambito di oggi, strutture commerciali e strutture pubbliche. Parliamo essenzialmente, lo potete anche intuire un pochino dall'immagine che la nostra relatrice ha utilizzato come sfondo, parliamo di un ambito che fondamentalmente ha, sia per quanto riguarda la struttura commerciale che quella pubblica, un elemento in comune, che è quello di essere degli spazi ad alta frequentazione fondamentalmente. Ne abbiamo un po' l'esempio oggi, strutture commerciali e strutture pubbliche, proprio in virtù della contingenza che stiamo vivendo, sono state tra le prime strutture ad esserci interdette, proprio per il fatto di avere sostanzialmente un'alta frequentazione di pubblico e quindi andare incontro a tutta una serie di questioni legate proprio a questo aspetto. Una delle questioni da tenere in considerazione, lo vedete qui dall'argomento di oggi, dal quale appunto avete potuto vedere anche nelle comunicazioni che abbiamo mandato avanti negli scorsi giorni, è proprio un tema, quello della soglia, quello dell'ingresso fondamentalmente, perché in una struttura di questo un chiave da progettare e da tenere in considerazione appunto nella vostra attività di progettazione. L'abbiamo definito un punto fondamentalmente che ruota intorno al tema della sicurezza, perché se uno pensa all'ingresso pensa fondamentalmente a un qualcosa che deve
proteggere o deve comunque gestire il flusso delle persone in ingresso, ed è quasi più semplice pensare a una struttura di questo tipo rispetto ad un'abitazione dove magari questo flusso è, diciamo, molto, molto contingentato, quello che entra in un'abitazione residenziale. Invece in una struttura di questo tipo qua se ne evince il fatto che questo tema proprio di sicurezza è fondamentalmente essenziale. Però non è solo tema da tenere in considerazione, ce ne sono tanti altri, e uno in particolar modo che è molto legato al tema della riqualificazione in ZEB, che è proprio il discorso delle prestazioni energetiche dell'involucro. Una struttura così tanto frequentata, con così tanti accessi, chiaramente quello potrebbe rappresentare paradossalmente proprio un punto debole all'interno della progettazione dell'involucro. Quindi oggi abbiamo chiesto ad Angela Leva, che si occupa di consulenza alla progettazione per ASSA ABLOY e Entrance System, di entrare un pochino nel dettaglio, di raccontarci un pochino qualcosa di più dell'ingresso, magari anche qualcosa di non scontato. Quindi direi di farvi solo la solita raccomandazione di scrivere le domande, di farle in formato chat come al solito, che poi sarà mia cura porle alla relatrice, ma non andrei tanto oltre e lascerei direttamente ad Angela la parola. Prego Angela. Sì, grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Io sono un po' neofita di questa forma di conferenza, ne sto facendo tanta con i miei colleghi via Skype, ma con un pubblico così vasto diciamo che è un po' il primo. Sì, oggi mi piacerebbe parlare con voi appunto di quelli che sono gli aspetti legati alla protezione e alla sicurezza degli accessi per gli edifici sostanzialmente terziari, quindi le strutture commerciali e pubbliche, perché ci sono una serie di aspetti che vanno considerati sin dalla progettazione. Vediamo. Mi piace il fatto che nel titolo abbiamo riportato il concetto di sicurezza, perché in realtà la sicurezza è uno dei nostri driver nella scelta di un scusate che ho un problema di vediamo. Fantastico, dovrebbe funzionare tutto. Dicevo, i driver di scelta per un ingresso automatico. ASSA ABLOY Entrance System, quando propone gli ingressi automatici, che sono il nostro core business, noi ci occupiamo appunto di ingressi automatici sia in ambito industriale che in ambito pedonale, vogliamo che siano considerati questi 6 driver, che sono tutti importanti, ognuno per la sua parte. Oggi, visto che abbiamo solamente un'ora, vorrei concentrarmi sugli aspetti legati alla sicurezza e sugli aspetti legati anche alla sostenibilità. Sostenibilità che è un po' una forzatura nei confronti della sicurezza, ma io inizialmente, quando ho iniziato a buttare giù questa presentazione, avevo parlato di sicurezza energetica, considerando appunto quello che può essere l'attenzione al risparmio energetico, perché in realtà dal punto di vista della progettazione non sempre il risparmio energetico viene demandato a quello che può essere l'ingresso. Invece vedremo poi quanto è importante progettare un ingresso per avere anche un risparmio energetico. Parlando di edifici terziari, di strutture commerciali pubbliche, quindi di edifici con grande affluenza di persone, diventa importante il primo aspetto da analizzare proprio il discorso dei flussi di persone, legato proprio anche al concetto di sicurezza. Ogni ambito in qualche modo ha dei flussi, dei volumi di traffico di persone attraverso i propri accessi differente in funzione della capacità dell'edificio stesso e anche del tempo, degli orari. Un ospedale ha un flusso magari un pochino più distribuito nell'arco delle 24 ore, una business unit piuttosto che un hotel, piuttosto che degli uffici di un'azienda o gli uffici comunali, le istituzioni pubbliche o i centri recreativi hanno dei picchi di passaggio, di accesso delle persone attraverso gli ingressi, che vanno considerati perché ovviamente possono andare a creare disagio e problemi di sicurezza
nell'accesso stesso. Quindi è importante valutare appunto il flusso delle persone per poi andare a riflettere su quello che è il dimensionamento degli accessi e quindi quanto grande un accesso deve essere, quanto importante un ingresso deve essere. Consideriamo sempre, mi piace sempre sottolineare l'aspetto che l'ingresso è un po' il biglietto da visita di un edificio, sia esso un edificio privato o anche se pubblico, sia esso una struttura commerciale o degli uffici, e quindi deve essere bello e funzionale sostanzialmente. Quindi importante valutare quanta gente ci passa attraverso, le dimensioni degli accessi e poi quale tipologia di porta utilizzare. Dal punto di vista pedonale sostanzialmente possiamo considerare tre tipologie di porte: le porte scorrevoli, che sono la soluzione maggiormente utilizzata perché sono quelle, diciamo, che si prestano meglio nella realizzazione delle cosiddette bussole. Abbiamo però anche le porte a battente, che in Italia non sono molto utilizzate. La porta a battente automatica non è percepita come un valore aggiunto per un ingresso. Spesso e volentieri la porta a battente è tipicamente la porta manuale, si lascia la porta manuale da spingere, soprattutto nelle strutture commerciali. Però invece a tutti gli effetti può essere un sistema di accesso sicuro e anche comodo. E poi abbiamo le porte girevoli. Le porte girevoli le troviamo spesso nei centri commerciali, dove ci sono le porte quelle ad alta capacità, possono essere belle, sono importanti, sono degli oggetti importanti. In questo caso è molto importante andare ad analizzare il flusso di persone e soprattutto in Italia valutare il discorso delle vie di esodo, perché vedremo come uno degli aspetti importanti della sicurezza fisica è proprio legato al discorso delle vie di esodo. Perché quando parliamo di accessi e quindi parliamo di ingressi e uscite, dobbiamo sempre prevedere che quei passaggi, quelle linee di flusso di persone possono anche coincidere con quelle che sono le cosiddette vie di esodo in caso di necessità, quindi le cosiddette uscite di sicurezza. Come queste tre tipologie di porte si comportano nei confronti delle vie di esodo e quindi delle uscite di sicurezza, vediamo di capirlo dal punto di vista anche un po' normativo per riuscire a avere un quadro chiaro di quale tipologia di porta eventualmente utilizzare e in quale contesto. La porta scorrevole, dicevamo, è la porta maggiormente usata nelle cosiddette bussole d'ingresso. È una porta che si presta a essere posizionata sulle vie di esodo e può essere di due tipi quando abbiamo appunto l'uscita di sicurezza in coincidenza di una porta scorrevole. La porta a sfondamento o breakout, che è la porta che tipicamente si può aprire anche manualmente a spinta, quindi una porta scorrevole che in caso di necessità con la spinta può essere aperta manualmente. Oppure la porta ridondante, che è la soluzione che viene maggiormente utilizzata a livello internazionale, in Italia un po' meno, ed è la soluzione di porta che ovviamente non si apre a battente se viene spinta, ma grazie alla tecnologia appunto cosiddetta di ridondanza è provvista di una doppia batteria, per cui in caso di necessità, anche se va via la corrente, la porta si apre e rimane aperta, quindi collegata al sistema antincendio. Nel momento in cui il sistema antincendio scatta per un qualsiasi motivo e toglie tipicamente la corrente, perché è la prima cosa che si fa quando c'è un'emergenza di incendio, la porta legge il fatto che non ci sia più corrente, interviene la batteria e la porta si apre in automatico creando la via di fuga, la cosiddetta via di fuga. Vantaggi e limiti di queste due tipologie. La porta scorrevole a sfondamento è quella normalmente maggiormente utilizzata in Italia. Diciamo che l'80% delle porte scorrevoli di fuga sono porte a sfondamento, perché sono le porte approvate di default dai vigili del fuoco.
quindi non è richiesta un'autorizzazione preventiva. Ha dei limiti, i limiti dovuti a limiti dimensionali, e questa è una cosa che cerco sempre di sottolineare con la progettazione, perché nel momento in cui si va a progettare una porta scorrevole su una via di fuga, bisogna prevedere delle porte, bisogna andare a progettare delle porte con dei limiti dimensionali, perché non posso pensare che una porta con dimensioni eccessive sia una porta a sfondamento. Quindi abbiamo un limite in altezza che è massimo 2,40 m, e anche nella sua configurazione la porta non può essere una porta molto prestante, quindi bisogna verificare la tipologia di vetro anche in funzione appunto del dimensionamento. E un altro aspetto importante è legato al posizionamento del cassonetto. Se guardiamo i due disegni a destra della presentazione, vediamo, sono disegni presi dalla nostra documentazione tecnica, vediamo nella immagine in alto a destra una porta a sfondamento, una porta a 4 ante, scorrevoli solo le due centrali, quindi 2 mobili e 2 fisse, dove lo sfondamento è previsto solo nella parte centrale, quindi solo le 2 ante centrali vanno a sfondare. In questo caso ovviamente lo sfondamento va verso l'esterno, verso l'uscita, verso il lato esterno dell'edificio. Il cassonetto va previsto dalla parte dello sfondamento, questo per una questione prettamente tecnologica, di tecnologia. Se invece andiamo ad analizzare la porta in basso a destra, vediamo che in questo caso le freccine ci indicano che è uno sfondamento totale, nel senso che tutte e 4 le ante si possono sfondare. In regime di movimentazione standard con scorrevole si muovono solo le porte centrali, quindi scorrono solo le 2 porte centrali. In caso di sfondamento, lo sfondamento avviene per tutte e 4 le ante, quindi diciamo che l'area di fuga è raddoppiata rispetto alla porta soprastante. In questo caso il cassonetto sta dalla parte opposta dello sfondamento, proprio dicevo per la tecnologia di costruzione della porta. Questo elemento di dove è posizionato il cassonetto in funzione dello sfondamento è importante spesso in fase di progettazione, perché magari nella fase di progettazione abbiamo i moduli dei vigili del fuoco, i cosiddetti moduli dei vigili del fuoco, che possono essere rispettati solamente con lo spazio legato alle 2 porte centrali, però questo porterebbe ad avere l'automatismo all'esterno, e l'automatismo all'esterno può essere inficiante dal punto di vista estetico, perché vuol dire avere il cassonetto dell'automatismo sulla facciata dell'edificio, e aspetto importante dal punto di vista tecnologico, potrebbe essere non protetto e quindi alle intemperie, quindi non idoneo a essere posizionato. Quindi a volte è meglio andare a progettare una porta a sfondamento di tutte e 4 le ante che non solo di 2, proprio per questo motivo. Adesso facciamo partire un video, che spero di riuscire a farvi vedere. Parte un volume molto alto, ma io cercherò di commentare sotto il video. No, io sono. Devi riattivare l'audio, Angela? Mi sentite? Perfetto. Sì, allora, questo è un video che mostra lo sfondamento di una porta scorrevole per tutte e 4 le ante. Vedete che lo sfondamento avviene appunto non solo delle 2 ante centrali scorrevoli, ma di tutte e 4 le ante. E vedete che lo spazio sulla via di fuga, diciamo così, è molto ampio. La cosa interessante è anche il ripristino delle ante, che come vedete viene fatto manualmente, ma non necessita di ulteriori interventi tecnici dal punto di vista meccanico, nel senso, una volta riallineate le porte si ricominciano a scorrere
come se nulla fosse successo. Credo che questo video sia interessante per vedere proprio come funzionano le porte a sfondamento completo. Vediamo se adesso riesco ad andare avanti. Perfetto, ce l'ho fatta, il primo video. Faccio una domanda io, Angela. Sì. Mi interessava capire questa cosa qua, perché effettivamente prima io ti ho presentato dicendo parliamo di, presentaci degli aspetti non scontati fondamentalmente, quindi tu credo che stai andando nella giusta direzione. Abbiamo detto forse l'elemento principe, tu l'hai definito un po' il biglietto da visita dell'edificio, quindi chiaramente è pensato proprio in termini di ingresso nell'edificio. Adesso ci stai presentando però giustamente una particolarità che va tenuta in considerazione, al di là del valore estetico, ci hai parlato di numeriche anche importanti legate alle tipologie di edifici, e quindi tot persone entrano, tot persone escono, e quando questa coincide con una via di esodo, chiaramente ci stai presentando qualcosa che diventa molto importante. Io ti voglio chiedere se a livello prima ancora della progettazione, se proprio in fase di pensiero il progettista deve tenere in considerazione quasi prima questo aspetto, quindi l'uscita eventualmente delle persone da un edificio o l'ingresso. Quale delle due problematiche penseresti per prima? È una domanda, diciamo, non tecnica, ma una curiosità di questo tipo. Ma allora, entrambi gli aspetti sono importanti, perché l'accesso all'edificio è importante per quello che abbiamo visto essere i flussi di persone. Nella progettazione dobbiamo sempre prevedere a creare, dicevamo, un ingresso efficiente e quindi un ingresso dove non si creino dei rallentamenti. Sto pensando a un caso che ci è capitato di una porta girevole, poi vedremo, di una porta girevole mal progettata in fase preliminare, e che poi ha creato non pochi problemi, al punto che poi l'ingresso è stato ripensato e rifatto completamente a edificio già finito e funzionante, perché era stata progettata una porta girevole troppo piccola per quelli che erano i flussi. Quindi sicuramente l'accesso. Dal punto di vista, diciamo, della sicurezza, forse è più importante l'uscita, quindi la via di esodo, perché chiaramente sull'accesso, ok, si può creare un po' di coda e un po' di disagio da quel punto di vista, non andrebbe fatto dal punto di vista progettuale, però volendo ci può anche stare. Sulla via di esodo è fondamentale che l'accesso o l'uscita, meglio ancora, sia ben progettata, perché non ci devono essere assolutamente problemi di nessun tipo. La cosa importante è che e poi lo vedremo nel proseguo della presentazione, l'importanza appunto della progettazione, perché andare a tener conto di tutti questi aspetti, chiamiamoli tecnici, legati comunque alla normativa e comunque importanti per creare un ingresso efficiente, possono andare ad inficiare quella che invece poi è anche l'estetica dell'edificio. Ho detto adesso, parlando delle porte breakout e delle porte a sfondamento, che hanno dei limiti dimensionali. Va considerato nella progettazione di un ingresso il fatto che lì ci debba essere magari una via di fuga e che tipo di porta, se breakout o ridondante, andare a posizionare, perché se io penso di progettare una porta troppo grande e poi i vigili del fuoco non mi approvano la porta ridondante, perché adesso andando avanti vedremo come le porte ridondanti devono essere autorizzate preventivamente dai vigili del fuoco, devo andare a ridisegnare tutto l'ingresso, e ridisegnare l'ingresso a volte vuol dire andare a compromettere gli aspetti architettonici di un ingresso. Allora magari su una ristrutturazione può essere un qualcosa di poco invasivo, magari su una nuova costruzione vuol dire andare a cambiare completamente la faccia dell'edificio, perché va ad intervenire sulla facciata. Ecco, quindi direi che sicuramente l'accesso è importante, ma ancora di più è la via di fuga, per quello che quando avevo pensato al titolo di questa presentazione, avevo pensato proprio alla sicurezza intesa come uscita più che come ingresso.
Certo, certo. Allora ti lascio andare avanti, magari a concludere questa parte perché poi sono arrivate un paio di domande, ma ti lascio concludere questa Perfetto. parte così vediamo se c'è qualche altra richiesta, magari su appunto le Ok. porte scorrevoli ridondanti. Prego. Ok, quindi mi riaggancio al discorso che stavo facendo. Abbiamo visto le porte a sfondamento, quindi le porte breakout, quelle che devono essere pensate con i limiti dimensionali, diciamo così, che abbiamo visto. La soluzione alternativa è la soluzione ridondante. Soluzione ridondante, di porte ridondante che, dicevamo, non inficiano in quella che è l'estetica della porta, perché una porta ridondante è riconosciuta solo dalla parte tecnologica. Sostanzialmente ha un doppio motore, una doppia batteria che assicurano l'apertura della porta anche in caso di mancanza di corrente, quindi nel momento in cui scatta il sistema antincendio piuttosto che una persona corre verso la porta, anche se non c'è corrente, la porta si apre e rimane aperta. Chiaramente in questo caso la via di fuga, la via di esodo è limitata nelle quattro ante solo alle 2 ante centrali, perché chiaramente sono le 2 ante che scorrono, quelle 2 fisse rimarranno fisse, quindi importante valutare quelli che sono i moduli del progetto delle vie di esodo per il rispetto delle larghezze e in questo caso possiamo utilizzare qualsiasi tipo di porta. Anche per assurdo la porta tutto vetro, che è un vetro agganciata all'automatismo, che ovviamente non è una porta da esterno, però può esserci una via di esodo anche in un accesso interno tra uffici diversi, ad esempio. Il sistema ridondante, che è il sistema maggiormente utilizzato a livello internazionale, in Italia richiede l'autorizzazione preventiva dei vigili del fuoco, degli uffici locali dei vigili del fuoco. Quindi ogni provincia, diciamo, può avere una risposta differente. Le porte sono certificate, le porte ridondanti sono certificate perché comunque c'è una circolare del Ministero dell'Interno che ha dato un chiarimento sul fatto che i dispositivi automatici con sistema di sicurezza ridondante possono essere utilizzati sulle vie di esodo. È sufficiente da parte nostra presentare una dichiarazione di conformità al sistema ridondante. La questione è appunto quella di avere l'autorizzazione preventiva. Questo è un documento che normalmente viene rilasciato in fase di installazione perché riporta il numero di matricola dell'automatismo. È chiaro che noi possiamo rilasciarlo nel momento in cui è stato progettato con queste caratteristiche e poi messo in opera con queste caratteristiche appunto di ridondanza. A volte, vi dico francamente, vi confesso che ci fermiamo prima, nel senso che finiamo a fare porte a sfondamento perché da parte della progettazione dei progetti antincendio non si vuole andare a discutere con gli uffici dei vigili del fuoco sull'utilizzo di un ridondante piuttosto che di un sistema breakout. Quindi magari si pensa l'edificio con un ingresso non meno ampio, ma con delle porte meno grandi e così si risolve il problema a monte. L'importante è non trovarsi con una porta ridondante e poi avere dopo il vigile del fuoco che dicono che non va bene. Ecco, la cosa grave è quella. Una delle domande che è arrivata era proprio questa, ci chiedeva se il parere dei vigili del fuoco è sempre obbligatorio, quindi ne deduco che la risposta è sì, immagino, Sì. e che se si vuole avere un problema in meno, tra virgolette, come stai dicendo tu, meglio scegliere una porta a sfondamento. Sì, sostanzialmente sì. Per esperienza la soluzione è quella. È chiaro che con i vigili del fuoco spesso e volentieri ci siamo andati a parlare anche noi direttamente perché comunque non è che è fuori legge la porta ridondante. Purtroppo, avendo credo una platea di architetti, sanno bene che
l'autorizzazione è un po' soggettiva, ecco, mettiamola in questi termini. Certo, non ci certo. sono problemi invece con le porte a battente. Dicevamo prima, porte a battente automatiche vengono utilizzate poco, però le porte a battente possono stare sulle vie di fuga perché queste sono sostanzialmente dei sistemi che in caso di mancanza di corrente viene sganciato il sistema di automatismo e comunque anche se c'è l'automatismo e uno spinge la porta si apre comunque, quindi non crea un disagio nei confronti della via di fuga e quindi non ha limiti. L'unico tra virgolette limite della porta battente è l'ingombro dell'anta di apertura, nel senso che chiaramente bisogna sempre prevedere l'apertura dell'ante, quindi se abbiamo ante importanti da che parte si apre in funzione delle vie di esodo e quindi come andare ad aprirle. Altro problema lo abbiamo invece sulle porte girevoli, perché in Italia le porte girevoli non possono essere installate sulle vie di fuga. Infatti se fate una brevissima riflessione dove avete visto delle porte girevoli, quasi sempre, anzi sempre, a fianco delle porte girevoli ci sono le porte col maniglione antipanico. Io qua ho evidenziato in verde perché mentre nel resto del mondo la porta girevole prevede essere una via di fuga perché le ante mobili interne si possono impacchettare per permettere la via di esodo, in Italia questo no, quindi spesso e volentieri troviamo anche negli hotel ci sono normalmente le porte girevoli e a fianco ci sono le porte a sfondamento col maniglione antipanico classiche, diciamo così. Questo per quanto riguarda il discorso della sicurezza legata, della sicurezza fisica, diciamo così. Altro aspetto interessante è invece quello legato alla sicurezza igienica. Per questo aspetto, che è un po' di moda in questo momento, vi faccio vedere un video che è stato caricato su LinkedIn dalla nostra business unit cinese. Anche questo ha un audio con la musichetta sotto, ma io cercherò di farmi sentire lo stesso. Dicevamo, la business unit cinese ha postato questo video della loro sede in Cina al tempo del coronavirus, proprio per evidenziare come l'utilizzo delle porte automatiche vada ad annullare quello che è il contatto e quindi la possibile contaminazione tra le persone. Le porte automatiche c'erano già perché ovviamente essendo a Savoy Entrance System la divisione delle porte automatiche nella sede cinese, come in tutte le nostre sedi, ci sono tutte le porte automatiche, però è interessante andare a pensare questo aspetto. Quindi se anche dove ci sono porte a battente, anziché avere delle porte manuali, avessimo delle porte automatiche, finirebbe che potremmo non toccare nulla per passare da un edificio all'altro. E questo potrebbe essere... Ecco, non vado oltre perché era giusto per farvi riflettere su a volte l'importanza di sistemi sicuramente che un tema di più che attualità, diciamo. Sì, sì, perché appunto in questo momento, tant'è che stiamo facendo una campagna di comunicazione abbastanza importante da questo punto di vista, perché effettivamente la porta scorrevole o a battente automatica va a ridurre tutti quelli che possono essere i contatti. Questa immagine, anche questa l'ho presa dai social ed è la mano che diventa rossa perché tocca un po' un'area contaminata, quindi anche questo è un aspetto che può essere interessante considerare. Detto questo, facciamo un salto e saltiamo dal driver della sicurezza a quello della sostenibilità, perché come vi dicevo prima ho voluto forzare un po' la mano
su quelli che sono i temi della sicurezza e della protezione, perché ritengo che negli ingressi sia importante, soprattutto nelle strutture pubbliche, nelle strutture commerciali e terziarie, sia importante anche una protezione energetica, una sicurezza energetica legata a quello che è il risparmio energetico e quindi a quello che è l'aspetto della sostenibilità. In questo ambito si fa un gran parlare parlando di tecnologie varie, dagli isolamenti ai serramenti, ai pacchetti murari. Anche gli ingressi in qualche modo possono essere oggetto di studio per il risparmio energetico. Torniamo al mood di questa chiacchierata, cioè l'importanza della progettazione. L'importanza della progettazione, che vuol dire progettare un ingresso in funzione dell'entrata e in funzione a dove eventualmente in un ufficio pubblico devo andare a posizionare una reception piuttosto che un'area di attesa per i clienti e quindi a come andare a progettare l'ingresso e quale tipo di porta utilizzare. Il nostro Dipartimento di Ricerca e Sviluppo sta facendo, anzi, non ha ancora concluso, una serie di analisi energetiche per vedere quelli che sono i flussi energetici in corrispondenza degli ingressi, per proprio andare poi a sensibilizzare, riuscire a sensibilizzare la progettazione sull'ingresso e quindi come realizzare le eventuali bussole e dove eventualmente andare a posizionare le porte. Perché vediamo ad esempio in questa simulazione come il flusso di caldo-freddo, ovviamente questo è fatto con una temperatura esterna bassa e una temperatura interna alta perché siamo in Svezia, però le temperature potrebbero essere anche invertite da noi quando fuori ci sono 40 gradi e dentro abbiamo l'aria condizionata. Vedete come si muove il flusso del calore o del freddo dalla porta esterna e vedete come il posizionamento della porta può essere in qualche modo importante per andare a preservare quella che è la temperatura interna. Semplicemente una porta in una bussola posizionata sfalsata può andarmi a migliorare la prestazione energetica dell'edificio stesso. Ancora di più la situazione che si può creare laddove abbiamo la possibilità di creare una bussola con le porte a 90 gradi. Pensate ai centri commerciali che hanno di solito gli ingressi laterali e poi la porta d'ingresso al supermercato, diciamo così, che rimane a 90 gradi. Quindi la percezione di benessere che si può avere in una situazione piuttosto che nell'altra e anche proprio in termini poi di risparmio energetico. Non avevo il tempo per inserire tutta una parte, uno studio che era stato fatto sul concetto di porta aperta e porta chiusa nei centri commerciali, ma sarà un argomento che nei negozi che affronteremo magari nel webinar successivo di maggio. Quindi l'importanza di quanto una porta ben progettata fa risparmiare in termini proprio economici. La porta a 90 gradi, la bussola con la porta a 90 gradi è sicuramente più efficiente rispetto a una bussola con le porte contrapposte. Altro aspetto importante è il discorso delle dimensioni della bussola, perché anche qui spesso nella mia esperienza mi trovo a affrontare consulenze su ingressi dove è già stato un po' pensato di occupare il meno spazio possibile con l'ingresso e quindi andando a ridurre ai minimi termini le dimensioni di una bussola. La bussola deve avere delle dimensioni consone al ruolo che deve svolgere, quindi di fare da filtro. Adesso in questo caso il nostro ricerca e sviluppo svedese
mi permetto di dire che magari è un po' esagerato, perché 4 metri per 4 magari in un ingresso di un ufficio possono essere eccessivi, però una bussola non può essere meno di 2 metri di profondità. Se facciamo una bussola troppo stretta, andiamo ad inficiare quella che è la sua funzione. Altro aspetto importante da valutare è eventualmente il riscaldamento della bussola, però anche lì, se dobbiamo ragionare in termini di risparmio poi economico, è inutile andare a creare una bussola troppo calda. In questo caso qua vediamo come è stato analizzato il mantenimento del clima interno, quindi la soluzione senza bussola. Le condizioni sono sempre 0 esterno, 20 interno. In questo caso abbiamo un abbassamento a 19,36, realizzazione di una bussola sostanzialmente senza riscaldamento della bussola, perché 10 gradi più o meno si raggiungono facendo solo da filtro, e vediamo che la temperatura comunque scende di poco sotto i 20 gradi, e in questo caso abbiamo comunque un risparmio di energia. La situazione standard è quella di creare una bussola con la stessa temperatura che c'è all'interno, ma in questo caso non andiamo a risparmiare energia. Se andiamo a creare un filtro più caldo, ad esempio con una lama d'aria, andiamo a perdere più energia all'interno. Quindi questo per appunto riflettere su quelli che possono essere poi eventuali risparmi economici. Ma una domanda, tu hai parlato prima di, forse lo stai trattando adesso l'argomento, ma nel caso hai appunto la slide eventualmente pronta. Hai parlato di dimensionamento, hai fatto l'esempio che forse sono stati esagerati con un 4 metri, ma hai detto non può essere meno di 2 metri. Come si stabilisce questa misura corretta e in che modo voi potete aiutare il professionista a stabilire qual è il dimensionamento più corretto, se è un vostro servizio di consulenza, di affiancamento che fate al professionista? Sì, allora, noi ovviamente possiamo fare consulenza, facciamo consulenza sulla base della nostra esperienza. Già questi esempi che vi ho portato sono estrapolati da uno studio che è stato fatto e che poi porta a dei risultati finali, che ovviamente non sono risultati certificati, ma che in qualche modo possono dare dei numeri e dei valori in termini di risparmio di energia e quindi anche di percezione di benessere. Diciamo che non ci sono delle regole, non c'è una normativa che dice una bussola deve essere meno di 2 metri. La certificazione LEED prevede una misura di riferimento che adesso non ricordo bene, ma mi sembra che sia 1,80 di profondità. Ammetto di non ricordare la misura precisa, me la sono trovata proprio qualche mese fa parlando con una progettazione che stava progettando un ingresso per un edificio che doveva essere certificato con la certificazione LEED e dava appunto delle dimensioni minime di riferimento della certificazione stessa. Noi ragioniamo sul fatto che appunto dobbiamo avere almeno 1,80 m di profondità della bussola, quindi tra le due porte opposte ci deve essere almeno 1,80 m. Poi è chiaro che anche lì a seconda, lì poi ci riagganciamo invece a quello che può essere un discorso di sicurezza degli accessi, nel senso che se abbiamo una bussola a 90 gradi, con le porte a 90 gradi, se è troppo piccola potrebbe diventare pericolosa per quello che poi è l'eventuale via di fuga, nel senso che posso avere anche le porte più esatte, diciamo così, la soluzione migliore come tipologia di porta, ma se poi dopo le vado a mettere in un cul-de-sac, come si suol dire, diventa pericoloso dal punto di vista dell'accesso. Normalmente una bussola, perché sia ben progettata, deve essere almeno di un paio di metri, dopodiché quella che è la larghezza dipende dal tipo di porta, però
non meno di solito di un 3 metri, quindi un 3 metri per 2 è la bussola ideale, diciamo, in questi termini. Ecco. E ci chiedono in funzione dell'accessibilità. Allora, due domande anche sono arrivate in merito a questo argomento. Una è appena arrivata e ci chiede il dimensionamento corretto anche in funzione dell'accessibilità, quindi pensando che sono strutture pubbliche, quindi devono avere un dimensionamento relativo anche ovviamente all'accesso di eventuali disabili. Dall'altro lato ci chiedono forse il caso limite, se non ho la possibilità, quindi non ho probabilmente le misure, non l'ho pensato in fase di progetto, ma ho necessità lo stesso, se non ho la possibilità di realizzare una bussola. Allora, nella situazione che non si può realizzare la bussola, vediamo, nel senso che io di solito cerco sempre di ragionare sul pezzo di carta, quindi vediamo se non è possibile fare magari una bussola esterna, perché magari appunto si può accedere sul fronte dell'edificio e la bussola viene fatta staccata, piuttosto che invece addirittura interna. Perché viene ridisegnato, ripensato l'ingresso in maniera differente, oppure usando tipologie di porte diverse, quindi piuttosto che le scorrevoli invece magari quelle a battente, ecco. Quindi lì di solito bisogna vedere caso per caso, non ci sono delle regole fisse. Su quelle che sono le dimensioni, la prima domanda, lì ribadisco, non ci sono delle regole scritte col sangue. La soluzione migliore è quella appunto di avere una bussola di 2 metri, 1,80 m di profondità, dopodiché si ragiona. Mi viene da pensare ad esempio una porta girevole, l'utilizzo di una porta girevole che di per sé non ha bisogno della bussola, ma è lei stessa la bussola, è la soluzione migliore. A volte dove non ci sono magari grossi flussi di persone posso usare una porta girevole compatta e a quel punto riesco a risolvere il problema sia dal punto di vista appunto dei flussi delle persone che di quello degli aspetti energetici, perché la porta girevole a tutti gli effetti è una porta chiusa, non ho mai un flusso diretto di aria passante, perché con le sezioni rotanti non ho mai l'aria che direttamente dall'esterno passa all'interno. Quindi è la soluzione migliore la porta girevole. Poi bisogna vedere appunto se c'è la possibilità di mettere le porte di sicurezza per le vie di fuga vicino, in prossimità, non devono essere per forza attaccate, possono essere anche, basta che siano in prossimità o che comunque la via di fuga sia non su quella via di esodo lì, ecco. Certo. Quindi questo ad esempio è un'analisi fatta sulle porte a battenti, giusto per avere un ordine di grandezza. Vedete la soluzione perdita di energia interna con un ciclo di apertura di una porta battente senza bussola e con la bussola abbiamo un risparmio del 90% di energia, quindi diciamo un risparmio importante. Un altro aspetto importante è legato al posizionamento della porta. Questo ve l'ho messo perché secondo me è molto curioso. La porta messa in un angolo, quindi a 10 cm dal muro, mi porta un flusso molto più importante rispetto invece alla porta messa al centro della bussola stessa. Abbiamo visto prima con le porte scorrevoli il fatto di metterle sfasate. In questo caso invece, anche se mettendo le porte a battente però allineate, se le mettiamo centrali nella bussola, la bussola mi va proprio a filtrare quello che è il flusso dall'esterno verso l'interno. Quindi è importante, secondo me, andare sempre ad analizzare la situazione e è fondamentale la progettazione degli ingressi, perché oltre a dover essere belle devono essere anche funzionali e devono essere efficienti da tutti i punti di vista. Qua ho riassunto un po' quelli che sono i driver per la progettazione, poi per la realizzazione di un ingresso efficiente, dalla destinazione d'uso e quindi dall'analisi di quelli che possono essere i flussi a quelle che sono le esigenze estetiche, perché comunque non dobbiamo dimenticare
che il nostro ingresso è il punto di partenza del nostro edificio, quindi deve avere degli aspetti estetici importanti. Gli spazi a disposizione, se eventualmente va posizionata una reception, abbiamo visto se su gli ingressi coincidono con le uscite di emergenza, la tipologia di porta e a quel punto poi anche la tipologia di profilo, di vetro, il numero delle ante, perché vedremo poi adesso in una carrellata che ho messo un po' a conclusione di questa chiacchierata di prodotti, quante ante e come andare a configurare le varie ante. Qua sono riassunte le porte scorrevoli, quindi da quelle a profilo robusto, che normalmente sono quelle più importanti per edifici commerciali, dove magari i passeggini, i carrelli, è facile che vadano ad urtare le ante, quindi le ante devono essere in qualche modo robuste, piuttosto che invece a dei profili più sottili, perché in ambito terziario di uffici chiaramente si guarda un pochino più all'estetica, o le porte tutto vetro per gli interni, le porte anti-infrazione. Le porte anti-infrazione sono porte automatiche e scorrevole che prevedono già una chiusura meccanica certificata anti-infrazione. Le nostre porte sono certificate RC2 per l'anti-infrazione, piuttosto che tutto il mondo delle porte ermetiche. Pensate agli ospedali, in questo momento ne stiamo vedendo passare nei telegiornali un sacco di porte automatiche scorrevoli, che possono essere standard, come quelle che abbiamo visto sopra, ma possono invece avere necessità di essere ermetiche, perché nelle sale operatorie, ad esempio, devono creare dei filtri, o ad esempio devono essere piombate per le sale dove ci sono i raggi. Non basta scrivere porta automatica, bisogna andare a sapere e scegliere la porta giusta, perché in fase di progettazione è fondamentale considerare l'applicazione e dove vanno posizionate. Le porte automatiche scorrevoli semicircolari sono una tipologia di porte che sono un po' una via di mezzo tra le porte scorrevoli e le porte girevoli. Dove non si possono mettere le porte girevoli, vengono spesso proposte le semicircolari. E vediamo un po' quelli che sono i profili. Vi dicevo, il profilo frame è il profilo nostro più spesso, più grosso, normalmente utilizzato nei centri commerciali, ed è anche quello diciamo che si adatta di più alle varie soluzioni, quindi per gli sfondamenti, per le porte breakout, con anche il vetrocamera, e quindi quello che viene utilizzato diciamo in maniera più importante, dove non ci sono tanti aspetti estetici da seguire, anche se di per sé comunque è un bel profilo. L'automatismo può essere di due tipi, lo standard è l'SL500, che sono 15 cm e invece di altezza, mentre SL510 è quello più sottile ed è 10 cm, rimane un pochino più spesso perché chiaramente l'interno dell'automatismo è quello, quindi si tratta solo di spostare gli elementi all'interno, quindi più sottile, magari un pochino più profondo, però appunto più sottile. E la configurazione delle porte, vedete sotto, questa è documentazione che ho estrapolato dalla nostra documentazione tecnica, che è disponibile sul nostro sito, le varie tipologie di porte, quindi porta a doppia anta contrapposta, piuttosto che porta singola, piuttosto che le 4 ante, piuttosto che le porte scorrevoli, piuttosto che le porte a breakout, queste centrali, quindi quelle a sfondamento. Tutte le varie configurazioni possibili. Le porte telescopiche, ad esempio, sono un'altra ottima soluzione quando abbiamo grandi vetrate e dove dobbiamo andare a creare delle aperture molto importanti, andando a ridurre le ante, quindi riducendo la larghezza delle ante. Qua un'immagine del profilo frame con un esempio della documentazione dei disegni di VG. Sono disegni di produzione, quindi con il dettaglio 1 a 1. Questo è il profilo slim, il sistema di porte slim. Anche in questo caso vedete un po' quello che abbiamo visto dall'altra parte per il frame sul profilo più sottile. Qui abbiamo un profilo di 3 cm, quindi decisamente più, passatemi il termine, bello. Lavorando con gli architetti cerco di usare sempre più questo quando non ci sono limiti
dimensionali o situazioni particolari, piuttosto che invece la soluzione semi-transparent o transparent, che sono quelli cosiddetti le porte cosiddette tutto vetro. La semi-transparent ha solo il profilo superiore e lo zoccolo inferiore, e la transparent addirittura invece è solo un vetro agganciato all'automatismo in sommità. Ovviamente queste non possono essere porte a sfondamento, chiaramente. Le porte a battente, anche qui porta battente, ce ne sono una serie abbastanza importante in funzione dell'applicazione che viene fatta. Vi ho detto prima, sono poco utilizzate in Italia le porte a battente, perché normalmente la porta a battente viene pensata per essere poi manuale, perché costa meno. In realtà automatizzare le porte pedonali può essere una valida scelta per un discorso di risparmio energetico, perché chiaramente la porta si apre e si chiude con delle tempistiche che mi vanno a garantire un risparmio energetico. E anche qua vedete un po' di immagini di soluzioni, queste vengono utilizzate spesso in ambito ospedaliero. E queste porte, sulle porte a battenti è importante andare a capire l'applicazione, soprattutto quando siamo sull'esterno, perché va valutato l'eventuale incidenza del vento. I nostri automatismi considerano questo aspetto, nel senso che chiaramente ci sono automatismi più adatti rispetto ad altri, laddove andiamo a posizionarli in funzione di zone particolarmente ventose. Le porte girevoli sono belle, sono vi dicevo dal ti fermo un attimo, perché sì? allora arrivano delle domande, io magari chiedo anche, adesso te le faccio, però alcune sono molto molto secche di domande, nel senso magari chiedo a chi sta facendo domande in formato scritto di argomentarle un attimino di più, perché quando mi scrivono quello che ho visto su quella slide è un po' difficile da risalire qual era la slide, per esempio, quindi 46. magari vi chiedo semplicemente di argomentare un attimino di più. Per esempio una professionista ci chiedeva di farci rivedere la slide precedente, però se magari mi fa riferimento, al di là che le slide mi vengono inviate, chiaramente immagino volesse un chiarimento relativo a una slide precedente, magari se mi segnala l'argomento della slide che voleva rivedere, chiediamo alla nostra relatrice di farcela rivedere e magari di illustrarci un pochino meglio. Relativamente, era arrivata una domanda che avevi già chiarito, che era quella che le porte a sfondamento non possono essere porte a tutto vetro. Immagino che sia per evidenti motivi dovuti fondamentalmente al fatto che deve essere appunto una porta che deve avere un minimo di telaio, di telaio, profilo. certo. Esattamente. Però relativamente sempre alla tipologia di porte a sfondamento, ci chiedono, voglio avere conferma che al momento non c'è possibilità di inserire il vetrocamera nella tipologia di porta a sfondamento. No, si può inserire il vetrocamera nella soluzione con il profilo frame nostro. Il profilo frame, quindi quello più robusto, quello più grosso, con il vetrocamera può essere realizzata la porta a sfondamento. Ovviamente poi compatibilmente con le dimensioni, bisogna vedere com'è la porta. Certo, quindi il primo che avevi fatto vedere fondamentalmente, sì, quello sì, con il vediamo se non si impalla tutto, vi faccio vedere esattamente. Dobbiamo andare indietro un pochino. Questo qua, eccolo qua. Questo è possibile fare. Perfetto. Lo sfondamento con il vetrocamera, che è il profilo quello più importante, perché vediamo, no, perché ho messo il disegno, ho messo il DVG dello standard, diciamo, della porta non a sfondamento, però se poi dopo appunto lasciando i miei riferimenti e poi avendo
scambiandoci in qualche modo i contatti, se il professionista vuole approfondire gli posso mandare la documentazione tecnica relativa. Certo, e relativamente solo a questo poi ti faccio altre domande, però la stessa professionista ci chiede lo spessore massimo del vetro con un vetrocamera nel profilo, nel frame se non sbaglio. Allora, abbiamo due configurazioni che sono il 22 e il 40 mm. Perfetto. Con, Ecco, magari con poi differenti valori di trasmittanza in funzione della conformazione del vetrocamera, quindi di che cosa ci sta dentro, Argo piuttosto che Krypton, piuttosto che semplice Aria o altro. Quello lo andiamo a valutare. Tra le altre cose, poi su progetti specifici nella fase di consulenza tecnica posso andare a calcolare in determinate situazioni un valore di trasmittanza abbastanza relativo, nel senso che non è un certificato ovviamente del valore di trasmittanza, però ho un tutorial che vi permette di dare un valore di riferimento della trasmittanza del mio ingresso, sostanzialmente della mia porta automatica, ecco, per i profili frame e slim. Ripeto, non è un certificato, è un valore di riferimento. Tenete conto che la porta automatica non rientra nel conteggio energetico dell'edificio, perché è considerata comunque per tutti gli spifferi che anche con la presenza di spazzolini in qualche modo sono presenti, non viene considerata una porta un elemento per il quale va certificato un valore di trasmittanza. Perfetto. Altra questione che ci hanno chiesto relativamente alle scorrevoli, interrompo un attimino con qualche domanda perché così poi possiamo andare oltre. Tu avevi già parlato, se non sbaglio, delle scorrevoli, ci chiedono se hanno delle guide a pavimento. Dipende se sono a sfondamento oppure no. Ok, perfetto, magari se ha bisogno di qualche informazione in più ci scrive. Poi relativamente a questi sistemi ci chiedono se sono forniti necessariamente con i profili o anche da soli. Sono forniti anche gli automatismi, solamente gli automatismi. È chiaro che è un sistema e quindi cerchiamo sempre di andare a fornire il sistema completo di ingresso, però è possibile avere anche solo l'automatismo. È chiaro che ad esempio un automatismo su uno sfondamento non c'è, nel senso che deve essere la porta a quel punto che deve essere il serramento che deve essere predisposto per lo sfondamento. Certo. E nello stesso tempo, ad esempio, sul discorso. Sì, scusa. Ti lascio andare avanti adesso, finita questa domanda. Intanto comunque dico a tutti che sto raccogliendo le domande, magari le faccio ancora più avanti o le tengo per la fine del webinar come di consueto, quindi potete continuare tranquillamente a scriverle che io le raccolgo e cerchiamo di farne il più possibile. C'è qualcuno che ci sta chiedendo i tuoi contatti, magari li ha nella slide finale, se no sicuramente li giriamo al professionista che ce li sta chiedendo. Prego Angela. Ok, niente, per concludere questa carrellata di sistemi di ingressi automatici pedonali, appunto siamo arrivati alle porte girevoli. Dicevo, le porte girevoli sono quelle che dal punto di vista dell'efficienza energetica sono la soluzione migliore, perché una porta girevole è sostanzialmente una porta sempre chiusa, quindi non ha passaggio diretto di aria. Anche in questo caso ovviamente c'è una gamma di prodotti differenti in funzione sicuramente dei flussi di persone, quindi porte per centri commerciali dove ci sono alti flussi di passaggio, porte cosiddette ad alta capacità, piuttosto che invece porte prettamente estetiche e quindi in facciate molto, molto particolari, la porta tutto vetro. La porta tutto vetro è una porta che sostanzialmente non ha profili se non minimi, addirittura ha l'automatismo a pavimento, quindi il cielino, la copertura è vetrata e il profilo di chiusura in sommità è massimo 6 cm.
al contrario invece dei profili delle porte, diciamo cosiddette girevoli standard. La RD100 è una porta girevole manuale, o cosiddetta servo assistita, quindi è una porta che si attiva automaticamente nel momento in cui viene toccata, quindi la persona entra nel settore aperto in corrispondenza di dove arriva la persona, e toccando semplicemente la porta da sola parte e fa un giro completo permettendo il passaggio della persona. Piuttosto che invece le porte girevoli per il controllo accessi, in questo caso sono porte coadiuvate da un sistema di controllo accesso per il passaggio delle persone esclusivamente autorizzate, che può essere in uno o in due direzioni, quindi avere il passaggio da una parte piuttosto che dall'altra, attraverso ovviamente i sensori. Qui trovate sostanzialmente appunto la gamma di prodotti, diciamo che le porte standard, quindi non quelle ad alta capacità, sono normalmente a 3 o 4 settori, e anche lì il numero di settori è in funzione del flusso di persone che deve entrare o uscire dall'ingresso, ed è in funzione anche poi delle dimensioni. Le dimensioni sono dimensioni standard, nel senso che appunto abbiamo una gamma di diametri standard, e anche a livello di altezze sono variabili in funzione di quelle che invece possono essere le richieste. Qui ad esempio vedete riportate questa riga, che non so se è abbastanza evidente, la capacità massima per minuto in una direzione di persone. Questo è un dato importante, però anche qui c'è dietro poi tutta un'analisi di quelli che sono i flussi sulle porte girevoli, che mi riprometto di riprendere nel prossimo webinar, quando parliamo degli ingressi per il mondo dell'Oreca, perché c'è parecchio da dire sul discorso dei flussi delle persone, soprattutto sulle porte girevoli. Detto questo, di solito qua si blocca sempre. Ecco, una carrellata di immagini, perché sono tante immagini e sono pesante, per quello che regolarmente si bloccava la presentazione qua. Qua vedete un po' appunto raccolte alcune immagini di porte girevoli. Vi dicevo, questa è la servo assistita, questa è la tutto vetro, che vedete essere completamente vetrata, porta ad alta capacità, quella in alto a sinistra e in basso a destra, per i centri commerciali. In questo caso, ad esempio, ci sono internamente può essere prevista una porta scorrevole che può essere aperta anche manualmente per il passaggio, ad esempio, delle merci, piuttosto che, diciamo, la porta standard, quindi la porta girevole compatta, o il controllo accessi. Per concludere, due parole sul gruppo Assabloy, di cui facciamo parte. In Italia Assabloy non è conosciutissimo come marchio, in realtà è una multinazionale di origine svedese, il suo headquarter è in Svezia, siamo qualcosa come quasi 50.000 dipendenti, e con un fatturato vicina ai 9 miliardi di euro, quindi siamo una realtà abbastanza importante. Siamo presenti in più di 70 paesi nel mondo come gruppo Assabloy, e Assabloy Group si occupa di tutto quello che sono gli ingressi, la gestione degli ingressi sostanzialmente, quindi dalle porte di sicurezza alle serrature, al controllo elettronico degli accessi e ai sistemi automatici di ingresso. La divisione Entrance System, di cui io faccio parte, è presente in Italia con un'organizzazione commerciale. La produzione ovviamente non è in Italia, ma è in giro per l'Europa, e ci occupiamo di ingressi automatici, quindi sia del mondo delle porte pedonali che abbiamo visto oggi, ma anche tutto quello che è il mondo degli ingressi industriali, quindi portoni industriali, portoni sezionali, porte rapide, baie di carico, quindi anche tutto il mondo della logistica, della gestione dei magazzini,
fa parte del nostro business. Abbiamo la sede a Carugate, vicino a Milano, e molto importante da tenere in considerazione è il servizio di manutenzione e modernizzazione. Servizio di manutenzione che è fondamentale sia sul mondo industriale ma anche sul mondo pedonale. Tutto quello che abbiamo visto oggi, cioè tutte le porte automatiche, sono delle macchine e come tali recepiscono la direttiva macchine e quindi richiedono una manutenzione. Quindi è fondamentale prevedere in fase realizzativa la manutenzione di queste macchine. E da questo punto di vista, appunto, Assabloy Entrance System è molto forte e in questi giorni siamo operativi proprio per intervenire su manutenzioni straordinarie. Ovviamente la manutenzione ordinaria in questo momento è un po' sospesa, accantonata, però la manutenzione straordinaria è fondamentale, il service è fondamentale, perché se si blocca una porta, se si blocca un ingresso, capite bene che possono esserci dei problemi. Come gruppo, vi dicevo, è un gruppo nato nel 1994, tra virgolette poco conosciuto in Italia, forse sono più conosciuti quelli che erano i brand che sono stati acquisiti in questi anni. Per le porte pedonali il brand Besam, l'ex marchio Besam, che è rimasto come brand insieme a Crawford, che è invece il brand dei portoni industriali, del mondo industriale. Dicevo, brand che sono rimasti attivi fino a 3 anni fa circa, quindi c'era il riconoscimento del brand nei prodotti, pur rimanendo sotto il cappello Assabloy. Da 3 anni a questa parte sono stati per scelta di comunicazione abbandonati i brand e quindi oggi trovate le porte Assabloy Frame SL500 piuttosto che SL510 o altri, o telescopico, eccetera, eccetera. Non vi invito ad andare a controllare i nomi sugli automatismi, perché è una cosa che facciamo noi perché siamo malati, però si vede la vita di un automatismo, l'anzianità di un automatismo in funzione di quello che c'è scritto sull'automatismo stesso. Quindi se c'è Besam vuol dire che è qualcosa di qualche anno fa, di prima del 2017, e se invece c'è Assabloy vuol dire che è successivo. Forse non tutti sanno che Assabloy è anche, ad esempio, in Italia Valli e Valli. Le maniglie Valli e Valli fanno parte del brand Assabloy, sono un'organizzazione a parte, però fanno anche loro parte della grande famiglia, come ad esempio anche Yale o Yale per le serrature, Gardesa e altri marchi. Quindi siamo una grande famiglia e in Italia io nella fattispecie mi occupo della consulenza tecnica alla progettazione per Entrance System. Che cosa facciamo per la progettazione come Assabloy Entrance System? Abbiamo a disposizione un toolbox di aspetti di consulenza, diciamo, e di oggetti che possono essere utili, dai disegni in DVG alle certificazioni, alle schede tecniche. Abbiamo una importante libreria BIM. Vi dicevo, siamo di origine svedesi e quindi in Nord Europa la progettazione BIM è molto più avanti rispetto a noi, e quindi abbiamo una libreria BIM molto ampia per quelli che sono i nostri progetti. Vi ho parlato dell'importanza della progettazione e per questo metto a disposizione la nostra consulenza tecnica, che è gratuita fin dalle fasi preliminari del progetto, attraverso appunto la nostra organizzazione. Io seguo direttamente i progettisti con l'aiuto dei miei colleghi che sono in ufficio e che mi aiutano per quello che può essere eventuali valutazioni anche economiche per la redazione dei capitolati e quant'altro. Qui trovate i miei riferimenti, che poi comunque vi verranno lasciati anche insieme alle diapositive, e avendo sforato di una decina di minuti, ma perché ci sono state un po' di domande, io avrei qui finito.
Bene, allora, grazie intanto Angela, come vedete per chi ci aveva richiesti ci sono qua i contatti da poter prendere in considerazione. Chiaramente ci hai dipinto un mondo che non è così scontato perché ci hai fatto vedere delle analisi di flussi, ci hai fatto vedere le diverse tipologie, ci hai fatto vedere quanto si può fare e peraltro ci hai fatto intravedere altre applicazioni e altre probabilmente opportunità che si possono tenere in considerazione anche con le aziende del gruppo Assabloy che hai appena presentato. È arrivata qualche domanda che adesso ti faccio sostanzialmente, oltre a quelle che sono già arrivate in precedenza. Allora, sono domande di diversa tipologia, di diverso tenore, quindi alcune cose le hai già dette, però diciamo che magari qualche professionista si è collegato un pochino più tardi e quindi è giusto magari anche rimarcarle e ripeterle. Però allora partiamo da questa che è una delle ultime che sono arrivate. Hai parlato di porte girevoli, uno degli ultimi argomenti che hai presentato. Ci chiedono le dimensioni massime di una porta girevole. Ma allora, per quelle che sono le porte girevoli standard, quindi non quelle ad alta capacità, abbiamo un diametro di 3 metri. Se hai un attimo di pazienza, torniamo indietro in quella slide dove c'era la... E per invece le porte girevoli, quelle ad alta capacità, devo andarla a vedere perché sinceramente a memoria, ecco, ci siamo, quasi. Voilà, eccoci qua. Abbiamo la capacità massima di diametro è 6,2 metri, che è quella della cosiddetta delle porte ad alta capacità. Per le porte standard abbiamo i 3 metri. 3,60 metri, Perfetto. ecco qua, scusate, 3,60 metri. Questo è un 6, sì, 3,60 metri. E la minima, il diametro minimo è 1,80 metri. Quindi comunque 1,80 metri è una porta un po' più piccola rispetto a quella che può essere una porta girevole, una porta, scusate, scorrevole a doppia anta, perché comunque una porta scorrevole a doppia anta deve essere almeno 1,80 metri. Quindi una porta girevole piccola può stare al posto di una porta girevole. Perfetto. Poi, sempre in merito a caratteristiche di quello che hai presentato, porte anti-effrazione, qui c'è una richiesta particolare, ovviamente può avere a che fare con determinati tipi di strutture, ci chiede se hanno una resistenza antiproiettile. C'è la possibilità di configurarle con dei vetri speciali. Perfetto, quindi diciamo che potete venire incontro a diversi tipi di esigenze, ovviamente Sì. invitiamo magari il professionista che tipo di resistenza, chiaramente antiproiettile, ma che tipo di necessità ha, Sì, la ecco, porta, immagino, giusto? le porte sono un po' come dei vestiti, vanno tagliati su misura, vanno cuciti, tagliati e cuciti su misura, quindi ci sono varie configurazioni che vanno considerate in funzione di quelle che sono le esigenze, considerando vari aspetti chiaramente. Quindi Certo. vetri antiproiettile su determinati tipi di porte con determinate caratteristiche e determinate certificazioni anche, perché ci sono dei vetri che hanno determinate certificazioni. Adesso sto pensando a un esempio concreto di un progetto che avevo seguito dove era antiproiettile, però non era, mi sembra, per le dimensioni poi non poteva essere antinitra, tipo. E lì poi comunque c'è tutto un mondo dietro che è in funzione proprio del progetto specifico. Ci chiedono a questo punto, legato proprio al tema del vetro, se lì vi appoggiate a qualche soggetto specializzato, se sono produzioni anche queste vostre, cioè quanto avete sostanzialmente di questo aspetto interno vostro o se vi affidate appunto a degli specialisti per questo discorso. Beh, allora, ho presentato a Sabloy Entrance System come parte di un'organizzazione
nazionale, quindi abbiamo una produzione industriale con delle sedi di produzione appunto in giro per l'Europa a seconda delle tipologia di porta, e ovviamente ciascuna di queste produzioni si affida a delle produzioni industriali, quindi non siamo dei serramentisti, ecco, in questo senso. Quindi possiamo rispondere a esigenze specifiche nei limiti di quella che può essere una produzione industriale. Poi si apre il mondo della fornitura degli automatismi su porte fatte da serramentisti, però noi forniamo l'automatismo. Poi lì è il solito discorso che si può aprire un po' non solo in questo ambito, ma in diverse tecnologie, il concetto di sistema e il concetto di prodotto. Quindi se ragioniamo in termini di porta, sistema di ingresso automatico, porta automatica, parliamo di automatismo e serramento. Se parliamo solo di automatismo, poi si risponde solo per l'automatismo, quindi anche a livello di certificazioni, poi chiaramente cadono alcuni aspetti. Certo. Allora, altra domanda che è arrivata alcune slide fa, ma credo che fosse un po' di carattere di tenore generale. Ci chiede gli allarmi dove vengono posti. Anche qui domanda secca, credo che abbia a che fare con i sistemi di allarme un po' relativamente alle diverse tipologie di porte. Sì, certo. Allora, sistemi di allarme, di per sé la porta standard non ha, nel senso che non c'è una sirena che parte, allarme penso a una sirena che parte in caso di necessità. Normalmente la porta è collegata attraverso una scheda dell'automatismo a quelli che possono essere sistemi di sicurezza e quindi sistemi di allarme che vengono posizionati in funzione di quello che è il progetto di sistema di allarme. La porta è dotata di un sistema di controllo che può essere digitale piuttosto che manuale a chiave per quello che è la configurazione della porta. Questo quando parliamo di porta automatica. Poi dopodiché la porta può essere dotata a seconda delle esigenze di pulsanti di apertura, tipica situazione delle porte a battenti dove c'è il radar che può registrare l'apertura della porta nel momento in cui la persona si avvicina, piuttosto che invece la necessità di avere un pulsante da schiacciare per far aprire la porta, il cosiddetto pulsante a gomito che viene utilizzato in ambito ospedaliero, piuttosto che invece il pulsante di emergenza o il pulsante di riduzione di velocità sulle porte girevoli. Le porte girevoli possono essere dotate di un pulsante di riduzione della velocità per permettere alla porta di rallentare la rotazione delle ante interne e garantire il passaggio di persone con difficoltà motorie piuttosto che altre situazioni. Quindi la porta di per sé è il sistema, dopodiché tutto quello che sono i sistemi di controllo e di allarme vengono gestiti in funzione di quello che ci sta intorno e di quelle che sono le situazioni più disparate, insomma, in qualche modo. Certo, perfetto. Allora, altra domanda, faccio le ultime due, diciamo, di domande, vediamo se qualcuno ha anche altre questioni da porre, ma intanto direi che magari ne faccio ancora un paio di domande. Allora, una è: consiglierebbe una porta girevole all'ingresso di un aeroporto? Sicuramente una porta ad alta capacità, non certo una porta compatta. Dopodiché sì, perché no? Se rispetta quelli che sono i requisiti delle vie di fuga ci potrebbe stare. Ci può stare. Ci sono degli aeroporti che hanno le porte girevoli, mi viene da pensare, mi sembra ad Amsterdam che ci siano delle porte girevoli all'ingresso dell'aeroporto. Certo. Adesso una domanda che forse chiude un po' l'argomento e magari ti dà l'opportunità di dare un ulteriore spunto su questi aspetti. Giustamente ci dicono: abbiamo inserito questa argomentazione all'interno di un ciclo che riguarda gli edifici NZEB, quindi edifici
a consumo quasi zero sostanzialmente. Ci chiedono se esiste qualche configurazione che rientri nella certificazione energetica Casa Clima o in quella Passive House, o se comunque avete voi magari se non rientrano in queste certificazioni avete delle configurazioni in qualche modo, questo vado oltre io con la domanda, che in qualche modo possono essere quasi diciamo una soluzione sicura per avere una particolare caratteristica e valore di risparmio energetico fondamentalmente. Ma allora no, non c'è una configurazione standard, perché per le porte automatiche, come un po' come il mondo dei serramenti, sono talmente customizzate che è difficile dare una soluzione standard. Possiamo certo andare a studiare la soluzione che preveda tutti quegli aspetti che in qualche modo possano preservare il risparmio energetico. Sto pensando un serramento con un profilo a taglio termico, con la presenza dei tag seal, che sono gli spazzolini di ulteriore protezione per quelli che sono gli spifferi, l'utilizzo di un vetrocamera il più performante possibile, piuttosto che l'aggancio su una struttura muraria piuttosto che invece una struttura metallica, dove ci potrebbe essere qualche problema di ponte termico, e a quel punto uno studio, una progettazione ad hoc in funzione di quello che è il posizionamento del serramento nel contesto dell'edificio. Noi ragioniamo in millimetri a livello di progettazione, non di centimetri addirittura, di millimetri. Quindi questo credo sia l'elemento che fa capire quanto è customizzato il nostro prodotto e quanto sono customizzati i nostri sistemi. Non è possibile dare un sistema preconfezionato per le certificazioni Passive House o Casa Clima. Sempre più spesso ci troviamo a rispondere a delle richieste di progettazione per edifici con certificazioni appunto con alte prestazioni energetiche, e il fatto che in qualche modo le porte automatiche vengano molto utilizzate in ambiti dove più sensibili, molto più sensibili rispetto a quello che può essere il nostro ambito italiano, mi fa pensare che comunque in qualche modo possano avere una valenza, un valore aggiunto, perché chiaramente la porta che si apre e si chiude va in qualche modo a preservare un dispendio di energia. Sto pensando, faccio un volo pindarico e vado a pensare addirittura ai portoni industriali. Noi abbiamo dei portoni industriali veloci, che si aprono e si chiudono velocemente, e che a livello di analisi energetica dimostrano come il fatto che un portone industriale si possa aprire a una velocità 4 volte superiore a quello standard vi faccia risparmiare dal punto di vista energetico. Già questo può essere una dimostrazione di come l'utilizzo di automatismi sugli ingressi in qualche modo possa andare a aiutare il risparmio energetico. Certo, allora dal mio punto di vista, spero anche per il progettista che ci ha fatto la domanda, era un po' la risposta che mi aspettavo, perché abbiamo iniziato e abbiamo portato avanti l'argomento un po' per tutta questa web conference dicendo attenzione, è una soluzione che deve essere progettata, deve essere ripensata, bisogna tenere in considerazione diversi aspetti. Ci hai fatto vedere un'analisi di flussi che non è così scontata, facendoci vedere anche il posizionamento delle porte all'interno della bussola, come cambia sostanzialmente il modo di muoversi dell'aria e quindi di portare dei flussi di aria, che hai fatto vedere Fred, ovviamente studio svedese, ma quindi di creare una sorta di discomfort all'interno dell'edificio, prima ancora forse dell'elemento di non efficienza, quindi di portare un dispendio energetico importante. Mi riallaccio a questa cosa e concludo con questo.
Ci sono altre domande che stanno arrivando, ma le giriamo, rassicuro tutti che le giriamo alla relatrice e sarà poi il suo compito potervi dare risposta, perché stanno arrivando anche da persone che hanno già fatto domande, quindi probabilmente hanno qualche necessità un po' più concreta. Però la slide che mi aveva colpito a me fondamentalmente, quando ho iniziato a parlare di porte legate al tema della sostenibilità del risparmio energetico, hai fatto vedere sostanzialmente una reception dove c'è una configurazione di persone che lavorano, che vivono quella reception costantemente. Quindi prima ancora del tema del risparmio energetico c'è da pensare forse a un tema di comfort e di benessere per quelle persone che vivono quegli spazi, magari anche per diverse ore al giorno, perché hanno la loro postazione di lavoro in quel punto. Quindi fondamentalmente io penso che si debba un pochino partire da lì, no? Sto facendo un discorso per capire quanto è importante fare una soluzione che vada in termini di risparmio energetico e vada a soddisfare determinate certificazioni, ma prima ancora deve forse mettere al centro le persone che molto spesso in spazi commerciali, in luoghi direzionali, vivono costantemente quello spazio, quindi si trovano effettivamente esposte con un ingresso mal progettato a un discomfort continuo, con tutta una serie di problematiche che questo rappresenta. Ti chiedo se questo, e ti lascio concludere con questa frase qua, se effettivamente forse è anche questo un tema da mettere un pochino al centro della progettazione di un ingresso. Sì, sicuramente è importante andare ad analizzare tutti gli aspetti che sono legati in qualche modo all'ingresso e a quello che ci sta un po' intorno. Non ho precisato, volevo precisare, tornare un attimo alla domanda precedente sul discorso delle soluzioni preconfezionate. Non abbiamo soluzioni preconfezionate per edifici passiva house o casa clima. Abbiamo però realizzato una bussola su un edificio NZEB in Veneto, in provincia di Vicenza. È stata realizzata una bussola su un edificio NZEB, quindi magari il progettista che ha fatto la domanda, se vuole possiamo approfondire poi insieme nei prossimi giorni una soluzione che può essere considerata in qualche modo un esempio per edificio certificato. Sì, come dicevamo prima, l'importanza di tutto quello che è il contesto legato intorno all'ingresso e quindi la situazione di comfort di coloro che in qualche modo permangono dove c'è l'ingresso, e quindi andare a studiare il posizionamento anche della sistemazione sulla parte interna diventa importante per la fase, per il benessere dell'edificio. Certo, certo. Allora, direi che siamo arrivati a conclusione. Ringrazio la nostra Angela Leva, i contatti li avete, e vi ricordo che la presentazione vi viene girata, quindi vi giriamo le slide fondamentalmente via posta elettronica come facciamo sempre. Sul nostro canale YouTube, che comincio a ricordarvi, canale Edicom News, su YouTube trovate tutti i video delle web conference che vengono fatte, quindi potete andare ad approfondire anche successivamente, o se sapete che ci sono colleghi anche a distanza di qualche giorno, qualche settimana, qualche mese, che possono trovarsi di fronte a problematiche che stiamo affrontando, stiamo analizzando, lì trovate tutti i video, quindi potete tranquillamente rivederli o girare il link ai colleghi. Vi ricordo gli appuntamenti di domani. Ne abbiamo sostanzialmente due. La mattina ci vediamo sempre con me, parleremo di gas radon, soluzioni per la prevenzione del rischio, mentre nel pomeriggio, sempre il ciclo NZEB, tratteremo tratteremo sostanzialmente un caso studio, come abitudine il mercoledì, con una villa del Novecento a Torino. Io ringrazio tutti voi per la partecipazione. Come sempre, visto che l'ora l'abbiamo raggiunta, vi auguro un buon aperitivo, una buona cena e a questo punto anche una buona serata, vi dico. Con chi ha piacere, ci vediamo domani mattina. Grazie a tutti, grazie Angela. Grazie a tutti, arrivederci.